Al via oggi una simpatica iniziativa in estate, Teatro in Concordia, con diverse rappresentazioni teatrali. Questa sera la prima, quale? Stasera iniziamo con L'uomo dal fiore in bocca, un atto unico, drammatico, in cui c'è tutta la relatività sulla vita e la morte di Pirandello. Diciamo che è quello che abbiamo potuto iniziare a fare nel periodo di pandemia, in quanto eravamo solo 3 a recitare, quindi ci è venuto più facile anche rispetto del distanziamento e di tutto il resto. E questa sera ci incontriamo qua per fare quelle che sono prove aperte, cioè non abbiamo la velleità di dire che sia uno spettacolo aperto al pubblico, un teatro altro. Questa è la sede dove noi proviamo giornalmente, dove tanta gente ci viene a vedere provare, e stasera la apriamo a qualcuno in più, dal momento che le restrizioni sono un poco più ristrette, sempre nel rispetto di tutte quelle che sono normative, all'ingresso di qualche amico attore, tra l'altro stasera facciamo il controllo delle temperature e tutto. E stasera vogliamo aprirci e non essere autoreferenziale come spesso è il teatro, perché un teatro che resta solo per l'elite, dico io, c'è molta gente che ama il teatro è cultura, quindi è giusto che il teatro venga aperto a tutti. Avevamo questo spazio, questo cortile, io ho voluto, perché sono nato qui, ho voluto che ritrovasse quella vita e che potesse dare alle persone una conoscenza specialmente di quelli che sono i nostri autori, e Pirandello è Agrigento. Gli altri appuntamenti quali sono? Ma abbiamo iniziato con questo, subito dopo penso che faremo questo, lo faremo forse diverse volte, perché sono proprio prove, stiamo cercando di migliorare. Stasera è la prima serata e sistemiamo luci, infatti sono ancora tutto sudato. Altri appuntamenti faremo la morsa, poi faremo la verità, quello è stato il nostro cavallo di battaglia anche nell'anno scorso e 2 anni fa, e poi faremo la giara e la patente, e spero di portare in scena a settembre un qualche cosa che è la prima volta che si farà a livello di teatro, Lo scialle nero, che è una novella che non è mai stata portata in scena, per cui porteremo anche quello, faremo vedere Eleonora Bandi e i suoi travagli. Giusia Laimo è un'attrice che questa sera, diciamo, cosa proporrai? Proporremo L'uomo dal fiore in bocca. La sua parte quale sarà? Come si trova in questa nuova location? La location è molto accogliente, tra l'altro è casa di Angelo, quindi non può essere diversamente. La mia parte sarà della barista, la prima donna che accoglie l'uomo dal fiore in bocca, appunto. Sono l'avventore dell'uomo dal fiore in bocca, sono abituato a fare commedie brillanti da molti anni, adesso mi sono avventurato in qualcosa di serio, di Pirandello, e speriamo che vada bene. Siamo qua. Vediamo cosa dice il pubblico.